Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Ancora scene da Far West a Catania, altri spari contro un'attività commerciale e la quarta sparatoria notturna consecutiva che si registra in città. Questa volta è stata presa di mira una panineria nel villaggio Sant'Agata. In carcere i cellulari arrivano dal cielo. A Catania denunciati 3 giovani in possesso di un drone pronto a recapitare i telefoni ai detenuti. A Palermo, dopo la violenta rissa tra una decina di nordafricani a colpi di coltelli e bottiglie di vetro nella centralissima via Macheda, i residenti manifestano per chiedere più sicurezza. A Trapani sit-in per chiedere la liberazione della nave mediterranea, il mezzo dell'ONG che aveva salvato 10 migranti in mare. È stato sequestrato dopo aver disatteso le indicazioni di sbarco del Viminale. La strada degli scrittori trasformata in discarica a cielo aperto. Il sindaco di Racalmuto e l'amministrazione comunale si organizzano con sacchi, palette e ramazze per ripulire la zona. Calcio, pochi dubbi di formazione per Inzaghi. Sabato il suo Palermo affronterà il Frosinone al Barbera. Il Catania ha definito l'ingaggio di Caturano, l'attaccante pronto ad aggregarsi ai nuovi compagni di squadra. A Catania continuano gli spari ai negozi. Questa volta è stata presa di mira una panineria al villaggio Sant'Agata. Una decina gli episodi da inizio luglio, pensate, gli ultimi 4 negli scorsi 4 giorni. Sentiamo il punto da Adelaide Barbagallo. Il raid è avvenuto nel cuore della notte, intorno alle 2:50. Una raffica di colpi, almeno 16, sono stati esplosi contro questa panineria di via Giovanni da Verrazzano, al villaggio Sant'Agata. Alcuni proiettili hanno lasciato il segno sulle porte. L'hamburgeria Russo a quell'ora era già chiusa. Clima teso alla riapertura, il marito della titolare sarebbe un pregiudicato. Il gesto appare come un chiaro segnale intimidatorio, in linea con una serie di episodi analoghi che si stanno susseguendo a Catania. La scia di fuoco è cominciata a luglio, una decina gli episodi fino ad oggi. Le ultime sparatorie il 26 agosto in via Garibaldi, preso di mira un centro estetico di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che un anno fa era stato vittima di un rapimento lampo da parte di finti agenti di polizia. Poche ore dopo altri 5 colpi scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo. Il giorno dopo è toccato a un autonoleggio di via Plebiscito. In tutti i casi, come per l'attacco alla panineria Russo, non si sono registrati feriti, ma cresce l'allarme sicurezza per la frequenza dei raid, che potrebbero essere la spia di una faida tra gruppi criminali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Fontana Rossa, mentre sugli altri episodi indaga la squadra mobile. In tanti si chiedono cosa succederà nelle prossime ore. Intanto, sempre a Catania, tentano di introdurre i telefonini e gli smartphone in carcere attraverso un drone. Sono stati denunciati 3 giovani. Orazio Longo. In carcere i telefoni cellulari arrivavano dal cielo coi droni. O almeno così avrebbero voluto fare 3 giovani di 21, 18 e 17 anni, i primi 2 di Paternò, il minorenne di Catania, individuati e denunciati dalla polizia di Catania. Gli agenti, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, notavano i 3 ragazzi a bordo di un'auto nelle vie del centro. Insospettiti, i poliziotti, per l'atteggiamento tenuto dai 3 alla vista della pattuglia, hanno proceduto all'identificazione e a un accurato controllo. Uno dei giovani ha raccontato che erano fermi lì per fumare una sigaretta, ma la giustificazione non ha convinto gli agenti, che a quel punto hanno proceduto alla perquisizione dell'automobile. Il controllo ha consentito di individuare la presenza di un drone posizionato sul sedile posteriore e collegato con una lenza da pesca a un involucro di cellophane con uno smartphone e 2 mini cellulari. Dentro una scarpa, un altro involucro conteneva ulteriori 2 smartphone e una borsa a tracolla con gli accessori necessari per il collegamento. Secondo gli inquirenti, i cellulari erano destinati a essere introdotti all'interno del carcere tramite l'utilizzo del drone. Il materiale ritrovato è stato sequestrato. I giovani sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato recuperato questa mattina in mare di fronte alla spiaggia di Fondachello, vicino ad un lido.
ad un lido, un bagnino ha tentato inutilmente le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 e la Guardia Costiera. Sono in corso adesso le indagini per risalire all'identità della donna e alla causa della morte. L'ipotesi più plausibile è quella di un malore. Invece un altro incidente mortale con un furgone fuoristrada nel Ragusano, muore un uomo di 58 anni. Nel pomeriggio l'incidente si è verificato lungo la strada statale 194 che conduce a Giarratana e Ragusa, nel tratto vicino alla diga di Licodia. Gestivano una piazza di spaccio a Messina che fruttava ben 100.000 euro al mese. In 3 sono stati arrestati a Villaggio Aldisio. La droga era soprattutto crack. 7 sono state denunciate le persone alla procura e altre 91 persone sono state segnalate quali assuntori di droga. Andiamo a Palermo adesso. Ancora una volta i residenti e le associazioni chiedono a gran voce maggiore sicurezza per il centro storico. L'ultima rissa tra nordafricani ha nuovamente riacceso la spia dell'emergenza. Marco Gulla. Sta ormai diventando un percorso di violenze e aggressioni il centro storico di Palermo, precisamente via Macheda, crocevia di pericolo. L'ultimo episodio in questo fazzoletto di città proprio 2 giorni fa, con una rissa scoppiata in pieno giorno. Protagonisti della violenza una decina di giovani nordafricani che si sono affrontati con coltelli e bottiglie di vetro. Fuggi generale di residenti e turisti e ancora una volta via Macheda teatro di violenza. Ecco allora che per l'ennesima volta associazioni e residenti chiedono sicurezza e maggiori controlli. Noi lottiamo per avere la riqualificazione di questo tratto di via Macqueda, ormai ghetto Macqueda. Siamo stati dal prefetto, dal questore, dal cardinale, dal comandante dei vigili urbani, e chi mi manca, un altro, dal signor sindaco, e siamo in queste condizioni. Ieri accoltellamento alle ore 13 in piena via Macqueda con i turisti che scappavano, persone spaventate e un Far West. E poi spaccio di droga H24 anche alla luce del giorno. Fino a quando chi è chiamato a dare delle risposte in questo territorio è convinto che la questione della sicurezza in città sia soltanto una percezione, non si prenderanno i provvedimenti necessari. Noi chiediamo che venga fatto davvero un intervento intensivo su questa zona, perché è davvero diventato complicato. Alla stazione centrale viviamo una situazione di degrado e di insicurezza crescente, non c'è nulla che le forze dell'ordine non sappiano già e neppure la RAP evidentemente rispetto alla situazione di sporcizia. I turisti cominciano a lasciare delle recensioni super negative, non per gli stabili ma chiaramente per la situazione di insicurezza. Presidi fissi, forze dell'ordine presenti e controlli quotidiani, le richieste dei residenti per dare un volto nuovo a questo tratto di città. Non solo centro storico, si torna a sparare anche allo Zen con un ragazzo di 25 anni ferito ad una gamba, sembra per un regolamento di conti su affari di droga. Etna ha sorvegliato speciale. Il vulcano potrebbe esprimersi nelle prossime ore con fontane di lava. E quanto dice la Protezione Civile regionale, con un alert che ha attivato il livello F1 del sistema Etnas, finalizzato appunto a riconoscere in anticipo gli eventi lavici. Orazio Longo. I forti boati che si sentono da lontano e il fumo che sale. Sull'Etna c'è un'alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava, scrive la Protezione Civile regionale, che ha anche attivato il livello F1 dell'allerta di Etnas, il sistema sviluppato dall'INGV che utilizza dati in tempo reale storici per elaborare previsioni relative a eventi parossistici del vulcano. È finalizzato a riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di aperture di fratture eruttive laterali. Il meccanismo scatta dopo che un software che calcola alcuni parametri segnala il superamento delle soglie di sicurezza. In automatico viene inviato un messaggio alla Protezione Civile regionale che avvisa le autorità locali in modo da chiudere gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2500 metri di quota.
Eccole intanto nelle immagini le vie della lava che scorre a pochi metri dalle telecamere sotto gli sguardi del corpo forestale, dalle fratture ad alta quota e con un'attività esplosiva a intensità variabile dal cratere di sud-est e deboli emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale mentre continuano ad essere alimentati i flussi lavici che emergono da 3 fratture aperte ad alta quota. Arancione rimane l'avviso per l'aviazione Vona, con la cenere confinata sulle zone sommitali ma senza la formazione di nubi nere. Regolarmente operativo attualmente l'aeroporto di Catania. Abbiamo visto l'Etna dal punto di vista vulcanologico, ma lo vediamo anche dal punto di vista turistico, insieme a tutte le altre bellezze naturali della Sicilia, tutti elementi che possano attrarre turisti durante l'intero anno nell'isola. A dirlo è la ministra Santanchè. Vediamo. Ogni evento, ogni manifestazione, ogni occasione che si crea è importante per far arrivare i turisti, per destagionalizzare. Destagionalizzazione, questa deve essere per la Sicilia la grande sfida per la ministra Daniela Santanchè, intervenuta ad Etna Forum di Ragalna, la rassegna dedicata a cultura, politica, università e imprenditoria. La Sicilia deve avere il turismo tutto l'anno, non soltanto nei mesi estivi, perché avete il clima meraviglioso, il mare, la storia, l'enogastronomia, i paesaggi, il vulcano. Voi vi dimenticate che avete il vulcano. Ma come fare ad attrarre turisti? Promuovere, come sta facendo la regione siciliana nel mondo, la Sicilia con tutte le specificità delle sue bellezze, tra le quali anche l'Etna. Andiamo a Trapani, dove c'è stato un presidio cittadino di sindacati, partiti e di altri movimenti per chiedere la liberazione della nave dell'ONG Mediterranea, fermata per avere disobbedito ad una disposizione delle autorità portuali italiane dopo aver soccorso 10 migranti. E intanto si scopre che all'appello mancherebbero 4 migranti buttati in mare con i compagni, ma spariti tra le onde. Al porto di Trapani ieri sera si sono ritrovati per un sit-in pacifico movimenti, associazioni, sindacati e partiti per chiedere la liberazione della nave Mediterranea fermata dal decreto Piantedosi. Quella stessa nave che nella notte tra mercoledì e giovedì 21 agosto aveva salvato 10 migranti da morte sicura. All'appello però ne mancherebbero 4. Noi abbiamo tirato su dall'acqua 10 ragazzi, 4 di loro sono stati gettati in mare e non sappiamo la sorte di questi ragazzi. Sicuramente è una grande responsabilità disobbedire alla volontà di un governo, ma Mediterranea lo ha fatto. Forse ci vuole coraggio, ma lo facciamo forse anche in un modo un po' impetuoso e naturale. Presente al sit-in anche l'eurodeputato Leoluca Orlando. Il comandante dei Mediterranei ha soltanto rispettato le norme che invece vengono contrastate da un ordine illegittimo e disumano del Ministero dell'Interno. Di più, io credo che sia necessario che intervengano le autorità giudiziarie internazionali e nazionali, perché siamo in presenza di una chiara violazione della normativa vigente. Anche i sindacalisti della CGIL si sono ritrovati accanto ai volontari della ONG. Noi siamo qua stasera proprio per condannare una legge che non tiene conto delle persone, delle vite umane, ma che invece si attesta soltanto su posizioni politiche. E ieri sera, a sorpresa, al porto è arrivato anche l'arcivescovo di Agrigento, Sua Eccellenza Alessandro Damiano. Pensiamo a questo molo Favarolo che tutti conoscono, magari lo immaginano un molo grande, almeno quanto questo su cui ci troviamo, poi sappiamo una striscia di cemento precaria quasi, no? Però porto di salvezza. Andiamo a Racalmuto per la raccolta, la pulizia della strada degli scrittori, che era ricolma di rifiuti, ed è intervenuto il sindaco con l'amministrazione comunale. La strada degli scrittori, itinerario che unisce cultura, memoria e paesaggi unici, ancora una volta ferita dall'inciviltà. Cumuli di rifiuti abbandonati hanno trasformato in discarica un tratto che dovrebbe raccontare bellezza ed identità. A Racalmuto l'amministrazione comunale ha scelto di reagire con un gesto concreto. Il sindaco Logero Bongiorno, insieme ad assessori e funzionari, è sceso in strada raccogliendo personalmente la spazzatura abbandonata dagli incivili.
Ma diciamo che non senza alcuna supponenza, vogliamo soltanto dare un piccolo segnale per dire anche la giunta, anche gli assessori, i vigili urbani, stiamo dando un piccolo segnale per dare un contributo alla tenere pulita la nostra città. Un'azione simbolica, ma anche un esempio di impegno civile che invita i cittadini a cambiare mentalità, perché la lotta all'abbandono dei rifiuti non può essere demandata solo alle istituzioni. Serve responsabilità collettiva, senso civico, rispetto. La strada degli scrittori merita di essere percorsa tra decoro e orgoglio, non tra degrado e abbandono. Altri volontari riuniti, ma questa volta sono quelli della Protezione Civile, arrivano un po' da tutte le parti del mondo, si sono riuniti a Siracusa per esercitarsi sul soccorso legato al rischio idrogeologico. Ce ne parla Francesco Loi. Alluvioni, strade che in pochi minuti diventano fiumi. Queste immagini dicono più di ogni altra parola. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti, perciò bisogna tenersi pronti. Dall'altra parte c'è un uomo da salvare, dovete caricarlo nell'imbarcazione e portarlo qui. Qui siamo a Siracusa, alla Fonteciane. Oltre 200 volontari in 3 giorni si stanno esercitando in soccorsi legati al rischio idrogeologico. Arrivano da oltre 20 paesi nel mondo. Con l'obiettivo di prepararsi ad essere utili a se stessi, ma ovviamente anche agli altri, in una delle situazioni emergenziali più difficili e più comuni a cui ultimamente assistiamo, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ci si divide in chi deve essere salvato e in chi va in soccorso. Ci si diverte, ma soprattutto ci si esercita. Quindi è importante prendere coscienza di quelle che sono le piccole manovre di autosoccorso che ci permettono di essere utili. Poter dedicare il proprio tempo a qualcosa che è utile agli altri permette anche di crescere e di poter dare un proprio aiuto. Qui si comunica in diverse lingue, ma con lo stesso obiettivo: farsi trovare sempre pronti. Always in a straight line. Lei è Irene, arriva da Cipro. La Protezione Civile italiana la vede come un modello. Il modello è molto buono. Dal mito alla scena, al Teatro dell'Efebo di Agrigento, applausi per Amore e Psiche, lo spettacolo diretto da Ilenia Costanza, un intreccio di recitazione, musica e danza che ha trasformato la leggenda di Apuleio in una emozione senza tempo. Davide Sardo. Quale mistero ci induce ad amare qualcuno senza considerarne il corpo? Un viaggio nel mito che diventa spettacolo. Il Teatro dell'Efebo di Agrigento ha fatto registrare un grande successo con Amore e Psiche, la nuova produzione firmata da Ilenia Costanza. Sul palco, teatro, musica dal vivo e danza si sono fusi in un intreccio capace di emozionare e incantare. Quanto costa l'amore oggi? Quanto costa la bellezza? Soprattutto cos'è la bellezza? Questa dea bellezza che oggi è più dea che mai e che tutti inseguono, diventano finti uomini e donne nell'inseguimento di una bellezza fino a perdere la purezza dell'amore, della passione e soprattutto dell'anima psiche. Questo è lo spettacolo. L'idea è di Claudia Rizzo, anche protagonista e autrice delle canzoni eseguite dal vivo, insieme a un cast di attori e ballerini che ha dato intensità e freschezza alla narrazione. Un evento che ha trasformato la leggenda di Apuleio in pura magia scenica, capace di far vibrare il cuore del pubblico. Hai mio figlio dentro di te. È mio figlio! Ad Acireale è presentata questa mattina la Fiera dello Ionio dal 5 fino al 14 settembre nel centro storico di Acireale per l'appunto. Moderne tradizioni in mostra, artigianato, agroalimentare, street food, spettacoli, laboratori ed incontri per un percorso fra storia e tradizioni locali organizzato appunto dalla città di Acireale. La Fiera dello Ionio è una delle più antiche e importanti fiere siciliane. Con questa notizia ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il Palermo è al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro il Frosinone, lo stadio va ancora una volta verso il pienone, Inzaghi non dovrebbe cambiare molto la formazione titolare, come ci racconta Marco Gulla.
Febbre da sabato sera, il Palermo chiama, i tifosi rispondono. Anche in occasione della sfida contro il Frosinone, valevole per la seconda giornata di campionato, il Barbera farà il pieno, almeno 30.000 le presenze, la prevendita va a gonfie vele. Una partita che può dare ulteriori feedback sulle potenzialità del Palermo. Inzaghi sembra orientato sulla strada della continuità. Contro i Ciociari, infatti, l'allenatore rosanero dovrebbe confermare in blocco la formazione che sabato scorso ha vinto e convinto contro la Reggiana. Pochi i dubbi di formazione nonostante il recupero di Gomez e l'inserimento dei nuovi innesti Joronen e Veroli. Io ho diventato adesso abbastanza esperto nel Serie B e cerco di vivere in presente. Allora vuol dire lavorare ogni giorno e poi essere pronto per prossima gara. La filosofia è chiara, squadra che vince non si cambia. Le novità, semmai, troveranno spazio dopo la sosta. In attacco quindi Brunori e Gyasi alle spalle di Poyampalo, mentre in porta sarà confermato Bardi. Mercato a breve, ufficialità delle cessioni di Francesco al Catanzaro e Magnani in prestito alla Reggiana. Apparentemente il mercato in entrata del Palermo dovrebbe essere chiuso, ma non si escludono colpi last minute, soprattutto per il centrocampo. L'attaccante Salvatore Caturano è ad un passo dal Catania. Prossimo alla firma anche Leonardi, sabato, rossoazzurri impegnati a Cava. Sergio Colosi. Il presidente del Potenza Macchia ha provato a trattenerlo, offrendogli in futuro anche un ruolo dirigenziale. Catania però per Salvatore Caturano è una scelta professionale ma anche di vita. Così l'attaccante ha salutato Potenza, dove ha realizzato 49 gol firmando anche 11 assist in 112 gare. I due club sono già allo scambio dei documenti per la cessione a titolo definitivo. Bomber Caturano ha oltre 400 presenze in C e 141 reti segnate e un altro grande colpo del Catania. Nelle prossime ore il suo arrivo in città è la firma di un triennale. Non si esclude la convocazione per la gara di Cava. Dopo Caturano ha atteso Simone Leonardi dalla Sampdoria a titolo definitivo. Per la giovane punta catanese un contratto pluriennale prima del prestito alla Ternana. Per il centrocampo trattativa ancora aperta con la Juve Stabia per un possibile scambio tra Davide Buglio e Alessandro Guaini. Nel reparto comunque il recupero del capitano Di Tacchio dopo le buone notizie dall'infermeria rossazzurra sarà più di un'alternativa, richiesto dal Cirignoro Allegretto che potrebbe essere sostituito da Mirko Miceli, capitano del Monopoli. Mercato protagonista, ma sabato si gioca a Cava dei Tirreni dove il Catania cercherà conferme e d'ausilio potrebbe essere la novità rispetto alla formazione di domenica scorsa contro il Foggia. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra pochissimo. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora e dunque tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.